sono i tagli che la legge della spending review ha imposto a ciascun ministero e questa è la percentuale di quel taglio che è stata trasferita da ciascun ministero agli enti di ricerca vigilati. Il Ministero dell'Agricoltura taglia agli enti di ricerca tra il 50 e il 90%, quindi quasi interamente il suo taglio è trasferito agli enti di ricerca pubblica, da esso vigilati, mentre tutti gli altri ministeri trasferiscono tra il 10 e il 23% del taglio e il MIUR nulla agli enti di ricerca ed è quello che ha subito il taglio più forte. Questo è, di fatto il MIPAF sta facendo la spending review sulla ricerca, evidentemente è l'aspetto che gli interessa di meno. Poco più di 400 dipendenti in tutta Italia, siamo tutti senza stipendio. A fine settembre ci hanno pagato lo stipendio di agosto, per le altre mensilità non sappiamo se e quando ci saranno retribuite. E stiamo continuando a lavorare, ma la ricerca è completamente bloccata perché non si può spendere nulla ovviamente. Lavoriamo gratis, sì, anticipando anche le spese vive quando necessario. Il Ministero non ha interesse nel investire in ricerca perché ha tagliato praticamente solo sulla ricerca. Quello che noi chiediamo come lavoratori della ricerca, come lavoratori che producono dati di ricerca e che cercano finanziamenti in tutti i campi, dal privato a finanziamenti europei, chiediamo di essere inseriti in un sistema di riorganizzazione totale della ricerca. Già Tremonti aveva messo in mobilità i precedenti lavoratori dell'Inca. E poi oggi viene soppresso un ente che, fra parentesi, per il momento è l'unico che viene in realtà soppresso, quindi è chiaro che chiediamo spiegazioni. Innanzitutto vogliamo la corresponsione di quello che vi spetta. Diciamo che alla fine dovremmo chiedere all'OSS se il vino è buono per sapere se ci sono problemi con gli alimenti. Userò questa espressione, non si può chiedere all'oste se il vino è buono. Oltre all'interrogazione presentata da Antonio Di Pietro, dall'onorevole Messina e dall'onorevole Anita Di Giuseppe, che seguono le questioni delle politiche alimentari e dell'agricoltura alla Camera dei Deputati, adesso a mezzogiorno e mezzo, quando riprende l'attività qui a Montecitorio, interverrò e chiederò di poter parlare e denuncerò il vostro stato di agitazione, i vostri disagi e il fatto che questa mattina siete qui davanti a Montecitorio a reclamare giustamente una risposta che ancora non c'è stata. Stamattina qui davanti a Montecitorio c'è stata una manifestazione di protesta e a scendere in piazza erano i dipendenti dell'ex INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione. Si tratta di circa 400-450 persone, in gran parte donne, di questo ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed è l'unico ente di ricerca soppresso dalla manovra cosiddetta di spending review ed è attualmente in fase di accorpamento al CRA, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Qual è il punto immediato? Il punto immediato è che questi lavoratori hanno preso lo scorso 28 settembre lo stipendio relativo al mese di agosto, ma non hanno nessuna notizia sullo stipendio di settembre stesso e soprattutto di quello di ottobre che arriverà. Il mancato pagamento è avvenuto senza alcuna comunicazione preventiva e questo ha creato notevoli disagi e problemi alle famiglie. E questo è il punto primo, ma c'è soprattutto un secondo punto, è che il Governo non ha completato le attività istruttorie necessarie a completare il trasferimento del personale INRAN al CRA, appunto al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. La questione è particolarmente delicata perché questi ricercatori, appunto una struttura pubblica, sono gli unici in grado di dire che cosa noi effettivamente mangiamo, cosa troviamo sulla nostra tavola. Per usare una battuta, un'espressione, se lei me lo permette, Presidente, sarebbe senza di loro un po' come chiedere all'oste se il vino è buono. Ecco, noi abbiamo bisogno di questi ricercatori, abbiamo bisogno che sia completato il loro passaggio a quest'altra struttura, abbiamo soprattutto bisogno che il Governo continui a credere, a immaginare l'attività di ricerca, perché in questa situazione questi sono lavoratori
ricercatori, ripeto, sono bloccati, non possono andare in missione con i soldi dei progetti precedentemente finanziati, non possono acquistare il materiale occorrente per le attività di laboratorio come ad esempio i reagenti e non possono nemmeno firmare nuove convenzioni per nuovi progetti, magari per rispondere a bandi dell'Unione Europea. È una situazione particolarmente delicata. Come gruppo dell'Italia abbiamo già provveduto con una interrogazione specifica, a prima firma Antonio Di Pietro, poi gli onorevoli Messina, l'onorevole Anita Di Giuseppe che è qua con me ed era con me in piazza stamattina, le chiediamo la cortesia di insistere sul Governo perché dia una risposta a questi nostri atti di sindacato ispettivo. La ringrazio, signor Presidente. Grazie a lei dell'intervento, la sua riflessione sarà riportata anche al Presidente della Camera.